Chi l'ha detto che è tutto già scritto? Chi l'ha detto che il destino è già segnato? Perché qui oggi al Castelli è tutto ancora da dimostrare. Benvenuti amiche ed amici di Gazzetta Regionale. Buttare il cuore oltre l'ostacolo oppure capire il volume delle proprie ambizioni. Under 19 Elite, questo è lo spettacolo atteso tra Procaccio, Tor Sapienza e Savio. Ancora la squadra di Cirabisi che muove il pallone, attenzione, nuovo, prova il destro, se era sistemato, il primo squill dei padroni di casa. Eccolo il fischio, pronto ad andare lo specialista Di Paola, guarda al centro, va il 3, palla centrale, Antonini può bloccare comodamente. Attenzione a questa soluzione, pronto Nardini, si muovono i blocchi in area, palla dentro, attenzione, forse c'è un contatto su Giuliani, si lamentano i ragazzi in verde, ma non c'è nulla per il direttore di gara. Di Paolo, attenzione Antonini, combina la frittata e la fa intera perché la palla è entrata per il direttore di gara, il Savio in vantaggio, l'ha sbloccata in maniera un po' rocambolesca la capolista, ma è 0-1 per i ragazzi di guida, cambia il parziale qui al Castelli. Procaccio ora ha subito sicuramente questa botta, vediamo qua, Antonini ancora un po' stordito, sbaglia Crellesi, il pressing, attenzione la palla non entra, ancora Crellesi, deve lavorarla, il pressing di Olivieri che chiude tutto e poi Giuliani può allontanare, che pericolo, che rischio per la Procaccio. Va Di Paola in area, sempre insidioso e qui prende il palo esterno. Palla in area, attenzione, una mischia, sfila sul fondo, poteva essere una buona occasione, ma ora è un'altra partita. Attenzione a questa punizione, 5 dal termine, palla in area, nessuno rinvia, rimane lì e Capasso fa 1-1, il pareggio della Procaccio Tor Sapienza, assolutamente meritato dai ragazzi di Cirabisi. Eccolo l'equilibrio, lo regala il difensore centrale, 1-1 e adesso un finale infuocato qui al Castelli. Gambara ha dato sicuramente una sgasata a questa partita, ora il Savio non riesce ad uscire, pressione forte anche nuovo, prova a girarsi, Carassai con la solita sicurezza. Di Paola ritirate proteste, l'arbitro tira fuori il giallo, forse può finire qui, infatti arriva 1, arriva 2, arriva 3, Procaccio Tor Sapienza e Savio si fermano sull'1.